Campi allagati, fiumi e canali a bordo argine, le immagini sono quelle consuete di queste drammatiche occasioni. Uno dei punti critici è nel comune di Martellago, in via Canove, dove c'è il mulino Vidali. Qui, a poche centinaia di metri in linea d'aria dalla sede del municipio, scorre impetuoso il Dese, che minaccia di esondare da un momento all'altro. Al lavoro per limitare i danni c'è anche l'ex sindaco. Situazione critica perché sta uscendo qua un po' più avanti verso il passante e stiamo mettendo tavole, sacchi a riuscire a fermare l'acqua. Una corsa contro il tempo, ma soprattutto una lotta con la pioggia che non smette di cadere. Brunello chiede aiuto in alto, molto in alto. Però adesso se non piove, chissà che Gesù Cristo ne guarda un attimino qua giù, che stiamo lavorando e ci metta una mano in testa. Una trega di qualche ora sarebbe fondamentale per permettere al fiume di scendere di livello e premere meno sugli argini. A poca distanza, a Peseggia, nel comune di Scorzè, all'altezza del mulino dell'Orsa, è stata tappata una falla sull'argine del fiume. Sul posto c'è il sindaco. È una zona un po' delicata perché anche 2 giorni fa, in poco distante, c'è stato lo stesso problema. Vediamo campi tutti allagati qua intorno. Sì, il problema è il Dese che è molto alto e c'è grosse difficoltà adesso di riuscire a tenerlo negli argini. Speriamo che la cosa vada bene, insomma. Le prossime ore saranno quelle decisive. Il livello del Dese è ancora molto preoccupante, in certi punti rischia di andare proprio sopra gli argini, quindi il pericolo è grosso. Il punto complessivo della zona lo traccia il direttore del consorzio di bonifica acque Risorgive. I canali principali hanno insegnato tutti i livelli di guardia, alcuni casi hanno anche già portato alla tracimazione. La rete minore, quindi i canali di bonifica, anche questi si presentano in una condizione di stress. A Mestre il problema nella zona della Gazzera è dato dai canali paralleli alla tangenziale che passano sotto il Marzenego. Hanno cominciato a tracimare nelle campagne qua vicino. Stiamo portando un paio di pompe per andare in ulteriore aiuto all'impianto idrovoro del Cimetto, che aiuterà a scaricare le acque nel Marzenego, la cui piena è in transito ma che non desta particolari problemi per Mestre.